Medici, operatori sanitari, tanti cittadini. In 1500 si sono dati appuntamento a Padova per la manifestazione regionale in difesa della sanità pubblica promossa dal Covesap. Noi stiamo assistendo, come tutti credo, a una privatizzazione dell'assistenza sanitaria sempre più pesante, sempre più preponderante. Credo che sia un dato comune per ognuno, che se vuole avere una prestazione diagnostica o una visita non può riceverla in tempi normali dal Servizio Sanitario Pubblico. Tempi d'attesa in aumento anche per interventi importanti, spiegano i cittadini, che poi guardano alle emergenze del territorio, i pazienti psichiatrici, gli anziani, i malati oncologici. Le strutture che dovevano essere fatte per supportare chi assiste i pazienti a casa, gli ospedali di comunità, le strutture riabilitative, non sono state realizzate in numero adeguato, sono proprio mosche bianche. Lo stesso l'assistenza domiciliare e l'assistenza per i pazienti terminali, i nuclei di cure palliative, cioè sono tutte cose di cui si parla da decenni, ci sono anche le leggi ma non vengono applicate. Drammatica la carenza di personale per mancanza di adeguata programmazione nell'accesso alle professioni sanitarie, un grido d'allarme da Padova diretto a Venezia. Ecco, i cittadini sono qui proprio per battere un colpo e per fare arrivare forte la loro richiesta alla Regione e in modo particolare alla Giunta regionale del Veneto.